quando ho visto qui davanti a me i tre partiti più importanti dell'indipendenza della Sardegna. Io mi auguro che la CSS sia, come dire, uno strumento, un ambiente, una casa dove tutti ci ritroviamo come fraterni, amici, e possiamo discutere, parlarci apertamente. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e buon compleanno, lunga vita a Susanna Casa, vorrei dire lunga vita anche a Eliseo, ma non che chissà che lo protegge da chiusura. Due comunicazioni. Il 2 di marzo a San Giovanni Suergi, e quindi colgo l'occasione per invitare Susanna Carusano alle 16, alle 9 di mattina. Sfratteranno una famiglia, li porteranno via la casa. C'è un signore con un ictus, c'è carrozzella, gli altri familiari stanno molto male, eccetera, però la legge vorace delle banche porterà via questa casa. È importante questo perché sperimenteranno una nuova tecnica. Normalmente per pagare i debiti concedono di vendersi il terreno, altre case, eccetera, no? Uso come invertire tutto, fuori anche dalla loro Costituzione, gli portano via immediatamente la casa e quindi non potete pagare nulla. Questo è uno, però ci sono 4.500 aziende in queste condizioni, dove il corpo politico, le banche e i tribunali hanno fatto una bella banda, altrimenti non si spiega un'anomalia di questo tipo, no? Perché in Italia su 100 aziende all'anno 90 sono in Sardegna, c'è qualcosa che non quadra. Quindi Susanna Carusano con le sue bandiere, con i suoi militanti, cosa buona e giusta. Seconda comunicazione, il 28 di febbraio a Barcellona si farà la seconda tranche di un referendum sulla indipendenza. La prima è stata fatta 2 mesi fa, con una partecipazione di 700.000 cittadini, il 30% si è espresso a favore ha partecipato al referendum. Se ne farà una seconda che coinvolgerà il 28 300.000, 77 paesi, e poi all'aprile la finale, Barcellona e Girona, quindi 2,5 milioni di persone parteciperanno e si esprimeranno se vogliono entrare nel consesso mondiale come Stato o anche europeo liberamente, senza l'interferenza della Spagna. Questa situazione dà alcuni insegnamenti. Ovviamente il governo di Madrid si oppone, e anche il Partito Socialista e anche il Partito Popolare. Opposizione netta a questo tipo di referendum, in quanto non è legittimato da nessuna organizzazione ufficiale, no? È semplicemente legittimato dalla società civile. C'è una forma parallela, Madrid non era no e io non era no. Hanno votato anche in chiesa, no? Finendo la missa, porta fuori, hanno la missa, poi via loro del tempo a votare, ma una cosa seria, con un grande clima di festa, applicando la forma filosofica più pura del diritto all'autodeterminazione, cioè autoproclamarsi. Dove i sindacati vieni coinvolti, si è capito, i partiti hanno fatto marcia indietro e hanno fatto avanzare la società civile, cioè la nazione catalana si sta pronunciando. E la inseriamo in un discorso molto interessante. Noi compiamo 25 anni in una fase interessante a livello europeo, perché nella Scozia, che è una situazione anomala, la Scozia è una nazione, dove ha un governo, ha le simbologie moderne di identificazione, c'è una sua nazionale, partecipa alle Olimpiadi, ma è all'interno dello Stato inglese, ma è una nazione. I Baschi, è arrivato un documento politico dove definitivamente depongono le armi
loro dicono non c'è servito per creare il conflitto, per creare una nazione, eccetera, eccetera. Dai movimenti non si vede più. Quindi anche i baschi si avviano in questa direttiva. La Catalogna si pronuncia in questo tipo di direzione, e lo scenario è molto interessante. Se il governo catalano, di cui la regione Sarda, indice fra un anno un referendum di autodeterminazione, e questo ne ha il 50%, e un solo Stato delle comunità della ONU lo riconosce, ed è proprio Kosovo, ma anche l'altro, Timor-Est, Giunbrotto, questi qui volano direttamente a New York, al Palazzo dell'ONU. È emersa una latenza, perché chi controllava quei voti di scheda repubblicana, la sinistra indipendentista, fa semplicemente il 14%. Andando a votare, questa cosa schizza dal 30%, cioè una latenza compressa. Un solo partito non la pagherà a mantenere tutte le variazioni di una possibile indipendenza. Quindi è naturale che aveva differenti colori all'interno di una nazione, però poi ha una latenza corposa, 30% in un referendum sotto banco, con grande partecipazione. Figuriamo, si basa una campagna elettorale che dura 2 mesi, 3 mesi con gli organi di stampa, questo su un millimetro di un percorso democratico, limpido, trasparente, non violento, verso proclamarsi Stato. Noi non siamo in questa condizione, però penso che dovremmo sollecitare la latenza, che oramai è orizzontale, l'organizzazione, Bizzat, Rosso Mori, altre frange diffuse, sindacato, indipendentista, eccetera. Chiudo. Vogliamo fare un altro riferimento, uscire dalle nebbie dell'autonomia, mollare questa restrizione dello statuto che nessuno può più, che sono 30 anni, vi fiergati cosa, ma il limite è raggiunto, da cui poi non si vuole andare. Quindi entrare in una nuova concettualità e autoproclamarci nazione, provvisoriamente all'interno dello Stato italiano. Non siamo pronti a fare uno scontro, non vogliamo nessuno scontro, nessuna rivoluzione, vogliamo una rivoluzione, però che si da un momento di statica, stagnante, fare un passo collettivo, fuori da questo partito. La società civile deve muoversi dalle nebbie, dicevo, dall'autonomia, verso l'autoproclamazione della nazione. È come che usa boccia di niente, che sai pretende diventare palanga, ma bisogna che noi a dare un'intighetta. E penso che il sindacato di tutti noi abbia questo dovere e responsabilità di dare questa spinta inerziale, il movimento in dinamica. Grazie e auguri.